Eccolo qua. Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi. Ho fatto un errore io di trasmissione e per fortuna ci sono arrivato. Bene, cari amici, mi raccomando, domani sera il The Garden nel suo canale 21:30 per le sibille interattive, mentre che aspettiamo le amicizie che si collegheranno. Mi raccomando, se volete fare una domanda, nome, data di nascita, codice fiscale, timbro, insomma quelle cose lì, no? A parte gli scherzi, sapete che basta che mettete il nome e la data di nascita. Oggi useremo sia il pendolino che le sibille interattive, fate pure la domandina. Vi ricordo appunto che, ciao Roberta, grazie di essere qui con noi. Sì, la Hilde sarà contenta. Vi ricordo anche che se volete un consulto con la nostra Hilde, il numero di telefono qua, sapete, 20 euro 45 minuti. Oppure per il prezzo, si paga con PayPal, PostPay, rapina in banca, quelle cose lì, insomma. Bene, allora, se siete pronti per una bella domanda, nome, data di nascita e facciamo queste bellissime domandine. Roberta, è una domandina da fare. Vi ricordo comunque che abbiamo il sito Il Capitano, dove ci sono più di 20 book radionici con tanto di come si dice, spiegazioni, e abbiamo anche due siti, due gruppi, i Casti Sacerdotale e Radionica Radiestesia Teologia ed Ermetismo, e più gestiamo con altri il gruppo di Face di Paola Cherilli. In più nel sito del Capitano c'è una sezione shop dove si possono acquistare, come si suol dire, dei prodotti di pregiato esoterismo fatti dal De Garda e dal sottoscritto. Qui vedo già una bella domandina e la leggiamo assieme della nostra Anna, scusate. Vale la pena aspettare Domenico, lui del 66, lui impegnato, io Anna del 19 maggio. Quindi vediamo subito la nostra Anna che ci propone questa domandina, quindi facciamo partire le nostre sibilline se vale la pena attendere. Quindi cari miei, facciamo subito partire la domandina, ma prima vorrei usare anche il pendolino, così che vediamo subito. Una mano in più non fa mai male, cari amici. Oggi è domenica, vi ricordo domani sera alle 21:30 per chi non possa rispondere questa sera, alle 21:30 il canale di De Garda, le sibille interattive con lei. Vediamo un po'. Sembra che, vedi, il pendolino ha rullato molto, ma poi sembra che vadi sul sì, quindi diciamo che il pendolino dice che la distanza molto probabilmente sarà vincente, Anna, la tua azione. Però facciamo anche una, come si suol dire, salutiamo anche il nostro Hildegard che si è appunto, come si dice, fatto vedere, no? E poi anche la Maria Gesualdo e il Cristian Manzetto, e anche l'Angela Gutturiello. Vediamo un po' se vale la pena aspettarlo bene. Beh, vedo che c'è da mettere qualcosa, vedi, qui c'è qualcosa da mettere a posto, vedo che c'è qualcosa da mettere a posto, vedo che vedi, c'è da mettere a posto qualcosa, però il raccolto sarà fruttuoso, quindi Anna, vedo che c'è qualcuno che potrebbe aiutarti, potresti anche chiedere una mano esoterica, perché c'è qualcuno al di là di voi che potrebbe aiutarti perché tu stai lavorando molto per questa situazione e vedo che c'è la possibilità che raccoglierai dei frutti. Quindi il taglio, diciamo che va molto, 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 molto vicino al pendolino. In altre parole, sembra quasi che sia fatto su misura, cioè sembra che il taglio vada molto bene, però vediamo una bella stesa completa. Allora, lui è impegnato. Guarda, nel passato io vedo appunto che lui, vedi qua, è un taglio, è una stesa un pochettino, non dico complicata da interpretare, ma è un pochettino
così impegnativo, perché io vedo che lui è un gran signore, non è un perditempo, però vedo che appunto tu mi hai detto che è impegnato e vedo che c'è questa donna qui che insomma non è stata con le mani in mano, ha agito da lontano, magari in modo importante, e forse lui dice anche tutto il contrario di tutti, cioè è un personaggio importante, però attenzione. Nel presente cosa vedo? Io vedo che tu sei una donna forte, una donna molto potente, che hai superato molte difficoltà. Non so se è un libro professionista sul posto di lavoro, vedo anche che lui, no, o tu, cioè lui in un certo senso è già qualcuno che tu aneli, hai avuto una relazione, perché vedi la vecchia signora, hai parlato molto con lui, però mi sembra quasi, se non è sul posto di lavoro, mi sembra quasi che lui sia un po', non dico tirchio di sentimenti, ma piuttosto una persona che guarda un po' i suoi interessi. È uno che ti guarda, vedi, ti guarda, sa che sei una donna forte, però è un tipo strettino di sentimenti. È un tipo che forse vorrebbe tenersi la botte piena, capisci? Quei personaggi un po' così, perché qui vedo che questa vecchia signora potrebbe essere anche la sua compagna, sua moglie, come mi hai detto che è impegnato, e vedo che parlano. E poi però tu sei vincente, quindi come si potrebbe interpretare questa stesa, questa prima linea del presente? È che lui ti sta osservando, vede che sei una donna vincente, vede che sei una donna forte, però lui essendo, come si dice, molto stretto di sentimenti, no? Cioè nel senso che è un narcisista, no? Parliamoci chiaro, vedo che lui guarda questa vecchia persona che non vecchia di età, ma di esperienza, che potrebbe essere la moglie, e dialoga molto. Però guarda con te con occhi come se sei una persona importante. Ma nel futuro, io non so se è lui, però vediamo qualcuno che ti sviolinerà, che in un certo senso sarà molto vicino a farti la corte. Però sarà una corte falsa. E infatti, vedi, quindi io non so se è lui, perché adesso chiaramente non conosco bene tutta la tua storia, Anna, però vedo che la situazione è che se arriva una persona nuova, oltre che lui, perché lui, vedi, è un pochettino tirco, ma se fosse lui, no, vedo che ti dirà delle cose false per il futuro che non devi credere. Poi attenzione, andando avanti nel tempo, vedo che avrete un dialogo. Molto probabilmente, visto che la domanda è rivolta a lui, si presuppone, Anna, che sia lui con cui avrai un dialogo. Però c'è di mezzo, non so se tu sei sposato, lui è sposato, però vedi, c'è di mezzo una donna sposata, con cui avrà dei momenti di allegria. Quindi, diciamo così, in questo momento lui ti sta guardando, vede che sei una donna molto forte, una vincente, però sta anche guardando nel passato, no? O nel passato, o vicino a lui ci sono una vecchia signora che si sente, si potrebbe interpretare come la compagna, la moglie, insomma quello che ha, e con cui ha un dialogo. Però lui vede che tu sei forte. È un tipo molto probabilmente narcisista, un tipo che gli piace più prendere che dare. Poi non so se è lui o uno più giovane, mentre entra in scena un uomo, no? Un personaggio che ti farà tantissimi complimenti, ma sono falsi e sono bloccati. Vedi, questa linea è il futuro prossimo, non devi stare attento. Se è lui che ti dice belle cose, scappa. Se un altro, scappa, non sono attendibili. Poi succederà che tu avrai un dialogo con lui o con la vostra cerchia di amicizie, però c'è questa donna sposata. Io non so in questo momento se sei tu o la sua compagna, però vedo che ci sarà un momento di allegria. Se tu sei o hai avuto dei figli, potresti essere tu, oppure potrebbe essere la sua compagna. Comunque vedo che nel futuro ci sarà questa posizione importante. Dopo che finirà questo incontro con questa persona che ti dà tante cose che non sono vere. L'esito, perché l'importante di tutta la stesa è l'esito, no? Vedo che c'è un omaggio prezioso, poi un blocco, poi la fortuna e ancora un blocco. Quindi come si potrebbe interpretare? Io vedo che
tu per lui sei un omaggio prezioso. Ci sarà un cambiamento e la fortuna sembra che vada verso di te, ma poi ci sarà un blocco. Quindi la domanda: mi conviene aspettare? Io a questo punto qui, vedendo il soggetto che nel passato si è comportato come un gran signore, però ha detto cose che non sono vere, e vedendo qui nel presente che più che altro ti guarda come una donna forte, ma se è lui, qui vedi, se lui che ti dirà tante cose che non sono vere, no? E poi cercherete di avere un dialogo, ma poi l'omaggio prezioso, vedi, è un ni, cioè in altre parole il santo non vale la candela. Cioè sicuramente lui arriverà, però il personaggio in sé, no? Il soggetto in sé, purtroppo non vale l'attesa, perché ci sono più ombre scure che chiare, quindi è meglio che in un certo senso stai in campana. Bene, salutiamo anche i nuovi amici che sono arrivati, la Roberta, l'Angela, il Cristian, la Hilde, che chiaramente vi ricordo, il De Garda domani domani sera, o chi vuole come si dice, delle consulti, sapete che potete contattarla direttamente. Poi salutiamo la Maria Gesualdo, la Lucia, ciao Carmen, ciao Lena, ciao Selli, ciao Lucia ancora, Lena ha fatto la domanda, ecco, tutte queste persone. Andiamo avanti. Quindi Anna, dal mio punto di vista, è meglio che stai attenta. Prima di tutto, se lui fra un po' ti farà promesse, lasciali stare. Sicuramente ci saranno delle cose importanti, però saranno sempre rosicate da situazioni, capisci? È come se è una macchina in salita e deve andare avanti, poi va indietro, va avanti. Non è una cosa pulita, chiara. Bene, andiamo con la prossima domanda. La nostra Roberta. Vorrei gentilmente sapere se Rosario del 60 toglierà tutti i blocchi e tornerà a essere umano. Nel 65. Qui abbiamo a che fare con un extraterrestre, allora. Vediamo un po', adesso è una battuta, e vediamo un po' la nostra... 65, vediamo un po', Vediamo un po' se il nostro Rosario con Roberta toglierà tutti i blocchi. Il pendolino ci fa capire che non è facile per il nostro... È una situazione complicata, Sembra che vorrebbe, vedi? Non è una situazione facile, è una situazione con parecchie sfumature scure. Vediamo un po' le sibille cosa dicono per questo signore qui, se toglie questi blocchi che potrebbero essere spirituali, energetici, oppure su WhatsApp, perché molti addirittura, ma qua vedo che è una persona, cioè sembra quasi che tu voglia la giustizia e lui sia non dico un perditempo, perché ha delle qualità, è una persona che cade sempre in piedi, però vedo che è un po' strettino di gomiti, vedi? È un pochettino rigidino. Non dico che è un narcisista puro, perché delle qualità ci sono, però non so anche se lui guarda il passato qualcun'altra, non so, o tu guardi qualcun'altra, non so questo, vediamo un po' in dettaglio. Ti ha fatto piangere molto, cavoli. Oh là là, scusate. No, il blocchi sembra che qualcosina. No, qualcosina sì, dai, su. Una bella stesa, una stesa che mi piace. Beh, nel passato, vedi, questa è la linea del passato, e effettivamente qualche blocco c'è stato, è pianto molto, o lui ti spiava, avete cercato, tu l'hai visto perdere, l'hai visto andare via, l'hai visto che
non c'era, non era più presente. C'è stato o qualcuno che si è messo in mezzo o lui che ti spiava, insomma è stata una situazione che sicuramente non era piacevole. E vedo che hai pianto molto, cavolo, ti ha fatto soffrire molto. L'amore tu l'hai sempre sperato con lui, sei una donna forte, perché quando esce la speranza chiaramente è una cosa che fa capire che tu ci sei. Sei una donna anche che si dà da fare e lo ami, si vede che tu speri in lui, cerchi di comunicare con lui e ci riuscirai, vedi? Nel futuro avrete sicuramente dei messaggi importanti in cui chiaramente porterai a casa il risultato, si sbloccherà. Poi però ci sarà ancora una situazione difficile in cui tu, dopo aver in un certo senso aperto il varco, no? Superato le mura di Gerico, purtroppo vedo che lo aspetterai ancora. E forse a causa di una donna o una figlia o una donna più giovane ci sarà di nuovo un blocco. Però, vedi, le sibille dicono che denaro, domestico, forza e ritorno. Sì, la situazione, guarda, non è terribile, devi solamente aspettare, aver pazienza, ma vedi, forse è anche una cosa materiale, no? Però io vedo che cambierà in futuro, sarà molto più, come si dice, malleabile, no? E vedo che con un po' di strategia, un po' di forza, il ritorno c'è, no? Quindi molto ovviamente, Roberta, porterai a casa il risultato. Certo, non è per domani, le sibille vanno massimo 9-12 mesi, qui fra un po' dovresti riaccendere la fiamma, vedi, il messaggero, la stanza, che è sempre una carta molto positiva. Poi però purtroppo entra in scena una donna giovane che in questo momento non so chi sia, magari non la conosciamo ancora, e allora lì ci sarà un pochettino di problemi, ma questo poi è per il futuro. Comunque sì, dovrebbe togliere questi blocchi. Vabbè. Andiamo e c'è la nostra Angela. Cosa dice Angela? Ci ha detto Angela. Guarda un po', fra 5 minuti finisco, quindi perché era una live tanto per anche ricordarvi che domani abbiamo la nostra Hildegard alle 21:30 nel suo canale YouTube e poi mi fa sempre piacere essere in compagnia con voi. Vediamo un po' cosa c'è. C'è la nostra Roberta che ringrazia il marito. Prego. Saluto anche Claudia Lanzardo. Ciao. Allora, andiamo su e andiamo dalla nostra Anna Guturini. Ciao Marietto, Angela, 67. Vorrei sapere se l'azienda su cui lavoro è quella definitiva. Grazie. Bella domanda, questa mi piace sempre. Quando si parla di lavoro, il Marietto c'è. Vediamo un po'. Angela. Angela, mi sa che è un po' ballerina questa storia qua, però vediamo le sibille cosa ci dicono, cosa ci promettono queste sibille. Comunque mi sa di no, mi sa che in futuro avrai ancora qualche... Ma sembra che l'amore in quella ditta lì ti trovi bene o avrai belle notizie in quella ditta, Ricordo sempre che le sibille vanno massimo 6, 9, proprio miracolosamente a 12 mesi. Il pendolino invece arriva in fondo al film e ti dice già più o meno. C'è una grandissima attendibilità nel pendolino. È chiaro che noi magari vediamo solamente la collina e lui è già dall'altra parte della valle. Comunque sembra che in quella ditta lì ci siano delle novità importanti per te, positive. Vediamo un po'. E guarda, Angela, ti dico già che lì ci saranno delle cose da mettere a posto e alla fine non sarai molto contenta del futuro. Vedo che tu hai sempre anelato un lavoro che facevi, un'attività seria, sei una persona sul posto di lavoro che è una persona stabile, sei una persona che comunica anche molto e ti osservano, vedi, questa è la carta capiscono le tue qualità e valutano che sei molto positiva.
nella tua amicizia, nel tuo ambiente lavorativo, vedi, qua vedono che sei forte, sei una donna coraggiosa, forte, che superi le avversità e ti dà onore. Però attenzione che c'è o un collega di lavoro o qualcuno che ti dice delle cose che non sono realistiche. Quindi stai molto attenta perché c'è l'amante e la falsità vicino. Quindi c'è il gruppo su cui tu lavori, le persone con cui tu lavori che valutano molto bene che sia una vincente, però attenzione che fra quel gruppo lì magari un dirigente o qualcuno dice qualcosa che non è realistico. Poi il futuro io vedo che ci saranno dei momenti di spensieratezza, però più lacrime. E la fortuna sembra che se ne vadi, perché te lo vogliono rubare molto probabilmente quel posto di lavoro. Quindi sono tutte carte molto pesanti, sono tutte carte difficili da interpretare come positive. Sono carte, un pugno nello stomaco, vedi il ladro, la disgrazia, l'ammanato, insomma, la fortuna che è in mezzo all'ammanato e alla disgrazia, sembra che la fortuna in quel posto di lavoro lì ti abbandoni. Però e tu avevi grandi progetti per quel posto lì, anzi comunicavi, però vedi, sono tutte delle carte che ci fanno capire che, delle sibille, che ci fanno capire che vedi la malinconia, e praticamente le sibille sono vicino al pendolino, praticamente vedi, cercherai di raddrizzare, però qui quando andrai a lavorare sarà come un funerale e molto probabilmente cercherai delle alternative. Quindi non penso che sia l'ultimo porto della tua vita, ce ne saranno sicuramente altri e sicuramente meglio di questo perché fra un po' gli succederà tutto e di più. Bene, Christian, Hilde, guardiamo un po' l'orario. Purtroppo, cari amici, abbiamo già fatto 20 minuti, era una live più che altro perché volevo stare in compagnia con voi, vi ringrazio di essere venuti, vi ricordo domani sera, per chi vuole esserci, ci sarà il De Garda alle 21:30 nel suo canale, poi mercoledì ancora il De Garda Marietta Veneziano e poi ci sarà solo Hilde venerdì alle 21:30. Cari amici, grazie di essere stato con me, sono stato con voi più di 22 minuti e grazie della compagnia. Buona domenica, alla prossima, ciao, a domani sera 21:30.